Buongiorno professor Siciliano. So che per lei è una giornata un po' difficile oggi. Lei è un cuore di Napoli, grande tifoso del Napoli, ed è una giornata molto difficile non solo per i tifosi del Napoli oggi, ma per tutti gli appassionati di calcio. Quindi mi permetto questo piccolo cameo in una giornata tecnologica. Spero che lei lo apprezzi. Le lascio la parola perché so che lei ha dato un profondo contributo anche al piano italiano per la ricerca nei prossimi anni, in collaborazione con altri suoi colleghi, in cui avete introdotto il tema della robotica collaborativa. Quindi le lascio spazio per il suo intervento. Grazie, professore. Grazie Riccardo e buongiorno a tutti. Faccio veramente fatica, visto che hai menzionato il Piano Nazionale della Ricerca. Io ieri sera ero in una call con i colleghi del Ministero dell'Università e della Ricerca perché l'anno prossimo sarà l'anno di presidenza del G20 per quanto riguarda l'Italia. E appunto si parlava di tematiche da proporre e niente, insomma, io sono stato invitato a far parte di questo gruppo in modo da così discutere quale potrebbe essere un ruolo che la robotica e l'intelligenza artificiale possono avere in un gruppo di lavoro R20 che per la prima volta nel G20 si dedica alla ricerca. Poi è arrivata questa notizia terribile, io sono scoppiato a piangere, nel senso che niente, insomma. Allora, proverò, vado a condividere lo schermo. Spero di fare tutto bene. Dovete vederlo, vero? Sì, perfetto. Allora, come recita il titolo, io proverò a parlare in questi 10 minuti di quello che è il ruolo di attore polivalente della robotica collaborativa nel Piano Nazionale della Ricerca. E questo serve un po' anche da introduzione per quanto riguarda la comunità di ricerca a questa giornata dedicata alla robotica collaborativa. Quando abbiamo iniziato a lavorare nel gruppo ministeriale, di cui fa parte anche Antonio Bicchi, che mi seguirà nella presentazione, e Paolo Rocco, che è un collega di Andrea Zanchetin al Politecnico di Milano, ovviamente non potevamo ignorare il momento storico in cui ci troviamo, che è quello ovviamente dettata dalla emergenza post-Covid che stiamo ancora vivendo. Un dato che poi si lega ai dati che ha presentato Appendino nella sua diciamo, come dire, relazione introduttiva, riguarda il mercato dei robot nel 2020, che diciamo, i dati ultimi vedono 45 miliardi di dollari, con una proiezione di qui a 5 anni che va verso praticamente con un aumento, diciamo, sostanzioso. Ogni volta i dati di IFR, cioè di International Federation of Robotics, ci dicono questo, quindi con un aumento del Compound Annual Growth Rate del 10,4%. Un elemento interessante che in qualche modo va un attimo in controtendenza rispetto a quello che è stato lo sviluppo e la diffusione dei robot antropomorfi, di cui poi i cobot sono diciamo, l'istanza più interessante, no? Di cui stiamo discutendo oggi, è il fatto che a causa del Covid si sta già osservando un incremento di vendite di robot Scara dettate dalle condizioni di sanificazione che si hanno in campo alimentare e in campo elettronico. Si sta assistendo a una profonda riconversione della produzione in cui non solo sono diciamo, nate nuove esigenze di sicurezza, ma anche l'occasione diciamo, dell'emergenza. Questo è uno dei punti che proprio il ministro ha più volte sottolineato, cioè in queste crisi, nelle profonde crisi, ci sono anche delle occasioni per delle accelerazioni tecnologiche e per degli investimenti strategici, quale diciamo quelli dettati dalla capacità da parte delle aziende di essere resilienti durante questa crisi. E allora vediamo quali sono le sfide che ci siamo posti nel momento in cui abbiamo messo mano al Piano Nazionale della Ricerca. Tengo anche a sottolineare che la robotica è uno dei 26 ambiti strategici
su cui il Ministero ha voluto diciamo, focalizzare la propria attenzione. Il primo è quello della trasformazione digitale, e quello ovviamente si declina molto bene con quello che è industria o impresa 4.0 e con il concetto centrale di Cobot, che in realtà è uno degli elementi di un sistema più ampio che possiamo chiamare sistema cyberfisico, in cui c'è l'unione tra il mondo digitale e il mondo fisico. Guardando agli aspetti della produzione e all'intera filiera della produzione, le sfide più interessanti, che è quello insomma, di cui è stato anche toccato sia nell'intervento di Appendino che della persona del sindacato della UIL, quello diciamo di avere maggiore attenzione verso le piccole e medie imprese, quindi con un recupero dell'artigianato e con quello che poi stanno portando diciamo, tutto il boost dato dalle start-up, e in Italia abbiamo diverse start-up che poi sono nate da spin-off di gruppi universitari o di centri di ricerca. Un elemento interessante è proprio quello del reshoring di produzioni delocalizzate. Pensiamo per esempio al Made in Italy alla moda. Bene, insomma, produzioni che sono state delocalizzate per costi bassi della manodopera in Oriente possono essere riportate grazie a questa nuova, diciamo, questa nuova onda della robotica. L'altro punto fondamentale per le sfide che ci siamo posti è quello della sicurezza nei luoghi di lavoro. Ovviamente noi parliamo durante questa emergenza pandemica dello smart working, tutti quanti siamo a casa a lavorare a distanza, però non si tratta solo di un distanziamento diciamo, come dire, sociale e fisico dal mondo del lavoro, ma la possibilità di pensare a una sorta di smart working esteso, cioè durante i mesi proprio critici del lockdown completo, la produzione si è del tutto fermata, laddove invece sarebbe stato possibile probabilmente in alcuni contesti pensare a un physical smart working, cioè la possibilità di interagire con il proprio ufficio, anche con l'azienda, e anche magari di andare a scartamento ridotto e di continuare la produzione per certi versi al 30, al 40% e così via, sempre nel rispetto della sicurezza. E a proposito della sicurezza non è solo un fatto di distanziamento fisico e di sanificazione degli spazi di lavoro, ma anche diciamo, la sicurezza intesa come per esempio pensando a quelli che possono essere i disturbi muscoloscheletrici dei tecnici, degli operai che operano lungo in una catena di montaggio, in una cella manifatturiera, e quindi l'introduzione di supporti ergonomici e di esoscheletri che possono migliorare l'ergonomia e la sicurezza dei lavoratori. Questo porta, e questo mi fa piacere che è un tema, insomma, quando ovviamente Appendino ha dato quei dati sul numero di robot che sono stati installati e sul numero delle nuove diciamo, mansioni di lavoro, questo, diciamo, l'introduzione, la pervasività, la diffusione della robotica porterà anche sperabilmente a una perequazione di mansioni e potenzialità tra i lavoratori. È stato detto in maniera brillante da Riccardo, e devo dire che quando appunto ci siamo conosciuti c'è stata subito questa naturale empatia tra, diciamo, non voglio, cioè, tra colui che a mio avviso è uno dei più bravi, se non il più bravo giornalista scientifico italiano. Lei è troppo buono, professore. No, vabbè, insomma, io ho un'ammirazione infinita, insomma, veramente. Quindi l'eccellenza italiana la si vede sicuramente sulla robotica collaborativa, però mi piace sottolineare altre 4 aree in cui possiamo dire che al pari della robotica collaborativa siamo stati i pionieri nella comunità di ricerca, nella comunità scientifica. Parlo della biorobotica, e basta diciamo, citare un'istituzione per tutte, la scuola Sant'Anna di Pisa, le interfacce aptiche, la robotica soft e anche la roboetica, cioè last but not least la roboetica. La roboetica è stata introdotta per la prima volta nella comunità scientifica in occasione di un simposio che si tenne nel 2004 a Villa Nobel a Sanremo, organizzato da Gianmarco Verugio, ricercatore dell'epoca del CNR, per cui questo pone anche delle questioni che vanno sotto il nome nella comunità scientifica di ELS, cioè di Ethical, Legal, Societal and Economical Issues della robotica. L'eccellenza la si può misurare non solo in termini degli indicatori bibliometrici che ci vedono in maniera, diciamo, più che lieta
al primo posto su un indicatore Chival al mondo, quindi non solo in Europa, al primo posto al mondo, e secondi solo agli Stati Uniti su altre due metriche del sistema Chival, che quindi è la banca dati di Scopus, quella che poi valuta noi come professori e docenti e ricercatori italiani per la nostra carriera, ma si può misurare, come ha detto Riccardo nell'introduzione, da ben 200 progetti di ricerca finanziati dall'Europa, per un finanziamento complessivo di 120 milioni di euro. E il dato rilevante è che il 16,5% dei finanziamenti totali sono venuti, tutto il budget dedicato alla robotica, a fronte di un contributo italiano di share alla ricerca comunitaria del 13%. Le locandine che vedete sono stati due progetti che in qualche modo hanno segnato a livello di ricerca la storia e lo sviluppo della robotica collaborativa. Il progetto Friends, guidato da Antonio Bicchi, con i colleghi del DLR, della CUCA, del CNRS dell'AS francese, della Sapienza e della Federico II, e il progetto Safari, guidato da un altro illustre collega che è Alessandro De Luca, sempre della Sapienza, in cui c'erano gli stessi partner del progetto Friends, più altri partner, per esempio un settore nuovo per i cobot che mi piace, diciamo, dare come pillola, come flash, è quello del aircraft manufacturing. Infatti uno dei partner era Dassault, che appunto perché fa parte del mondo Airbus, per cui, diciamo, utilizzare il cobot come uno strumento cooperativo nelle operazioni di revetting nell'aircraft manufacturing. Per quanto riguarda poi la ricerca, la maniera in cui noi abbiamo organizzato il lavoro per il Piano Nazionale della Ricerca riflette quello che è la presenza della robotica nel Pillar 2 del piano strategico del prossimo programma quadro che inizierà a gennaio 2021. E non a caso questo Piano Nazionale della Ricerca è pensato per lo stesso settennio che va dal 2021 al 2027. Le 4 aree strategiche di Orizzonte Europa per quanto riguarda la robotica sono nella manifattura agile, nell'ispezione e manutenzione, nell'agri-food e nell'health. E allora l'esercizio che noi abbiamo fatto nel momento in cui abbiamo messo mano al documento per il progetto nazionale della robotica, che è uno dei 7 ambiti del cluster 4 del Pillar 2, che è dedicato a informatica, industria e aerospazio, è quello di andare a declinare questi 4 pillars, queste 4 aree strategiche della robotica, però di aggiungere anche gli ambienti ostili e non strutturati, dove la definizione di ambiente ostile deve essere ovviamente estesa non solo a quelli che sono gli scenari classici in cui si sono sviluppati i primi telerobot, i primi telemanipolatori, cioè per esempio un ambiente contaminato nuclearmente oppure per lo sminamento, disinnesco di ordigni e così via, ma anche l'ambiente di lavoro che può diventare ostile, per esempio in una situazione pandemica come questa, e anche quindi anche gli ambienti sociali. Poi abbiamo l'industria 4.0 che è espressione di quello che è l'agile manufacturing, poi abbiamo l'ispezione e manutenzione di infrastrutture, il settore agroalimentare e la salute e un sesto scenario applicativo del PNR robotica è dedicato alla mobilità e veicoli autonomi, perché a tutti gli effetti si tratta di, diciamo, il concetto di smart cars o smart highways è un concetto che è, diciamo, trasversale al dominio della robotica. In tutti questi scenari applicativi la robotica collaborativa ha giocato un ruolo rilevante. Vediamo perché. Perché queste sono le tecnologie abilitanti che sono estratte dal documento che abbiamo prodotto e abbiamo consegnato al Ministero dopo un'ampia consultazione pubblica lo scorso 23 ottobre. Il primo punto, proprio, diciamo, centrale, è quello che noi abbiamo battezzato, fatemi dire, con Antonio Bicchi e gli altri colleghi, quello delle tecnologie dell'interazione, cioè nel senso che noi viviamo nel ventennio, possiamo dire, dell'ICT o dell'IT, delle tecnologie dell'informazione. Se noi ci rifacciamo a quella che è la definizione comunemente accettata nella comunità scientifica di robotica come connessione intelligente tra percezione e azione, vediamo che l'intelligenza e la percezione, che tipicamente per esempio troviamo nell'intelligenza artificiale, si accompagna all'azione fisica e quindi possiamo parlare di un'intelligenza fisica e quindi abbiamo volutamente capitalizzato la A di interazione cioè con questa, diciamo, simbiosi che c'è
tra uomo e macchina, è proprio una simbiosi bionica, quindi diciamo tra l'intelligenza naturale e l'intelligenza artificiale attraverso una macchina intelligente. A nostro avviso noi ora stiamo vivendo la nascita di queste tecnologie dell'interazione. Le altre tecnologie abilitanti presenti nel documento sono l'intuitività, l'usabilità e l'ergonomia dell'interfaccia uomo-robot, e nel momento in cui parlo di interfacce ovviamente è uno scenario di robotica collaborativa, l'interazione fisica e sociale dei robot con l'ambiente, la manipolazione destra e la locomozione in ambienti outdoors. Quelli evidenziati nel mio colore preferito ovviamente sono diciamo, quelli rilevanti per la robotica collaborativa, la navigazione autonoma e il controllo dinamico, l'autonomia energetica e la resilienza a comunicazioni imperfette. Tutto Professore, questo devo chiederle purtroppo di andare è la verso mia la ultima conclusione. trasparenza, è la mia ultima. Ah, okay. Non si preoccupi, diciamo, ho anche un timer, quindi sto vedendo diciamo, l'evoluzione. Ovviamente tutte queste mirano a rafforzare e a semplificare il lavoro delle persone e, come è stato già brillantemente detto, salvare e aumentare i posti di lavoro. Io avrei finito e niente, insomma, una delle ragioni per cui io poi faccio parte di questa comunità scientifica del mondo della robotica italiana lo si deve proprio a questo grandissimo uomo. Perché? Perché io in due momenti della mia vita, nell'86 e nell'89, ho rifiutato delle cattedre negli Stati Uniti perché volevo vivere gli anni di Maradona, e queste cose le ho raccontate in un bellissimo docufilm che, visto che siamo in un periodo di semi-lockdown, vi invito a vedere su Netflix, su Prime o diciamo sui vari provider, nel film Maradonapoli, che è uscito il 10 maggio del 2017 in occasione del trentennale dello scudetto del Napoli. E voglio chiudere con 3 citazioni che mi hanno particolarmente colpito nella serata. Diciamo, io non sono riuscito neanche a cenare ieri sera, sono rimasto completamente bloccato, praticamente non ho quasi dormito, che mi hanno colpito. Una di Carmelo Bene: vale più un dribbling di Maradona che tutto il teatro di Shakespeare. Questo mi fa pensare a quella citazione napoletana: una finte Maradona squaglio sangue rinte e vene, dire in napoletano. Nel film Così parlò Bellavista del grande Luciano De Crescenzo. La seconda citazione è quella di Vittorio Sgarbi: Maradona è stato per il calcio ciò che quel genio diciamo sregolato di Caravaggio è stato per l'arte. E la terza di un calciatore: tutti i grandi campioni si sono espressi, hanno usato parole bellissime per Maradona. Io ho preso uno qualunque, Eraldo Pecci, un centrocampista che ha giocato anche con Maradona del Napoli, che secondo me ha scritto la frase più bella: quando muore un campione si ritira la maglia, in questo caso bisognerebbe ritirare il pallone, perché per me ieri il calcio è morto. Grazie. Professore, grazie anche per la sua partecipazione umana. Dobbiamo ringraziare Maradona quindi non solo per averci fatto vedere cose straordinarie sui campi, ma anche per averla indotta a restare in Italia e quindi a fare ricerca qui da noi. Un ascoltatore ci chiede, soprattutto riguardo a quello a cui faceva riferimento il professor Siciliano riguardo alla roboetica, se avremo in Italia degli insegnamenti di diritto nei dipartimenti di giurisprudenza di scienze sociali inerenti a queste nuove tecnologie. Si riferisce in particolare al diritto dell'informatica, al diritto della robotica, al diritto delle tecnologie. Io so che qualcosa viene fatto dalla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, non so se lei, professor Siciliano, o Andrea Zanchettin avete indicazioni riguardo a studi o corsi universitari su queste tematiche. Sì, io conosco il corso, ora non ricordo il nome della persona, è una delle collaboratrici di Paolo Dario, il professor Dario. Ricordo perché una volta siamo stati anche in un convegno assieme ed è un esperto di diritto. Infatti questi sono corsi che man mano stiamo introducendo. Tra l'altro devo dire che personalmente, questa è una riflessione che facevo con dei colleghi in una call la settimana scorsa. Noi possiamo dire la robotica ha 60 anni, nata nel 59. Antonio Bicchi e io siamo nativi del 59, quindi evidentemente il nostro
destino era in qualche modo segnato, no? L'anno del primo robot industriale, con il progetto di George Devol della Unimation. Bene, in questi 60 anni la robotica, diciamo, noi è come se le metodologie, le tecnologie che costituiscono il kern della robotica, possiamo considerarle relativamente assestate. Ogni progresso ulteriore non sarà all'interno della nostra comunità, ma sarà agli incroci, ai crocevia con le altre comunità, quindi c'è questa forte contaminazione. E il campo giuridico e il campo anche etico, il campo sociologico, sono particolarmente fertili, soprattutto nel momento in cui stiamo assistendo a una antropizzazione dei robot, cioè all'utilizzo dei robot in ambienti coabitati dall'uomo a tutti i livelli, cioè nelle fabbriche, nelle società, nelle scuole, negli ospedali e così via. Quindi mi fa piacere che è stato proprio detto, credo proprio nell'introduzione, forse proprio da Cocchi stesso o da Appendino, ora non ricordo, questo fatto che, diciamo, a mio avviso la robotica rappresenterà una grossa opportunità verso un nuovo umanesimo diciamo, tecnologico e digitale, nel senso che avremo dei compagni di vita che renderanno la nostra vita più semplice e più in qualche modo agevole, e quindi avremo occasioni per esprimere la nostra creatività avremo più tempo e più occasioni di esprimere, diciamo, quella che poi è la caratteristica dell'intelligenza naturale. Quindi in qualche modo è chiudere questo loop tra intelligenza artificiale e intelligenza naturale. Sono sicuro che Antonio e Andrea stanno vivendo le stesse esperienze. Io personalmente mi diverto molto di più ad andare a convegni non di robotica, ma la volta scorsa ho fatto un keynote proprio al convegno nazionale della società di diritto civile italiana qui a Napoli, e mi diverto più andare in queste occasioni di contaminazione che frequentare gli eventi di robotica, dove più o meno, diciamo, noi ormai siamo scavati, come si dice, nel senso che sappiamo chi fa che cosa e così, e quindi, diciamo, il fatto di raccontarcelo tra i nostri pari è sicuramente meno stimolante. Ora dovremo essere bravi, come suggeriva l'ascoltatore, nel portare questo dal mondo della ricerca e dal mondo dell'interazione così al mondo della didattica. Perché? Perché c'è bisogno anche di corsi come questi. A Napoli c'è un solo corso che si chiama Mente e Macchine, che è insegnato da un nostro collega, amico, che poi probabilmente anche Riccardo conosce, che è Guglielmo Tamburrini, che di recente ha scritto un bel libro che si chiama L'etica delle macchine. Domani, chi fosse interessato, c'è la presentazione di questo libro all'evento di Futuro Remoto. Futuro Remoto è una manifestazione che si fa ogni anno a Napoli, che quest'anno sarà online, quindi c'è la presentazione ufficiale di questo libro, in cui si pongono dei dilemmi morali, etici e anche giuridici per quanto riguarda i robot, per esempio l'auto autonoma e così via. Quindi, per dire che stiamo man mano sviluppando una coscienza maggiore su queste tematiche, che poi dovremmo anche portare nei nostri corsi universitari, perché un ingegnere dell'automazione, un ingegnere della robotica non può non porsi queste questioni. Grazie, in effetti conosco Tamburrini, l'ho anche intervistato proprio in seguito all'uscita del suo libro. Quindi chiederei in ordine appunto così a Bruno, Antonio ed Andrea di lasciare una frase, una loro frase, un loro commento di un tema che appunto vorrebbero che fosse messo a verbale nella carta della robotica collaborativa. Prego. Al microfono disattivato, professore. Ecco. In voce, non... Okay. Sì, secondo me la frase appunto è quella della, in una sola parola, l'intuitività, cioè nel senso che così come questi strumenti, nessun nativo digitale, nessun millennial ne conosce il manuale, ne conosce l'uso, cioè, quando il cobot sarà diventato intuitivo come questa tecnologia, ovviamente avremo una disappearing technology, nel senso che sarà, diciamo, un qualcosa di scontato. Ecco, questo secondo me
è lo sforzo che noi dovremmo, su cui tutti quanti noi, dall'industria, c'è tutta la value chain, dall'industria a chi fa ricerca, anche, diciamo, quindi riguarda anche un altro aspetto, per esempio, sempre in questa contaminazione, riguarda l'aspetto del design. Io ho curato un numero speciale di una prestigiosa rivista italiana che si chiama Disegno Industriale, Industrial Design, e anche là sul design e sull'aspetto esteriore della macchina intelligente del robot c'è ovviamente da lavorare affinché questa possa diventare accettabile dall'essere umano. Quindi intuitività non significa solo controllo cedevole per dire il fatto tecnico, ma un insieme, uno sforzo che riguarda diciamo, tutto il comparto della produzione, ecco, dal concetto proprio di design meccanico in senso classico fino a quello che riguarda, diciamo, come dire, l'accettabilità di questa tecnologia da parte degli utenti comuni. Volevo chiedere anche a lei quali potrebbero essere i settori, dal suo punto di vista, economici, che potrebbero trarre il maggior contributo dall'apporto dei robot collaborativi. Quale idea si è fatto su questo, a questo riguardo? Ma diciamo che quello ovviamente industriale è quello di riferimento in cui si è sviluppata la robotica collaborativa. Però, come ho avuto modo di accennare nella mia presentazione, abbiamo cioè il contesto della collaborazione non è solo il fatto di, diciamo, se pensiamo alla realtà industriale, di condividere lo stesso spazio di lavoro. Perché? Perché diciamo, anche un robot remotizzato, operato a distanza, in modalità, quello che noi diciamo da un punto di vista tecnico, lo share control, cioè il fatto del controllo condiviso, è a tutti gli effetti un cobot virtualizzato, no? Da questo punto di vista. E allora, diciamo, a mio avviso, gli scenari si ampliano. Perché? Perché, per esempio, anche nel campo, tu hai citato i progetti europei, noi vantiamo un record, ci tengo da italiano, al fatto che siamo il gruppo in Europa che ha conseguito più finanziamenti sulla tematica della robotica aerea. Ora uno potrebbe dire cosa c'entra la robotica aerea stamattina, oggi, nel pomeriggio, perché ormai siamo associati nel pomeriggio rispetto alla robotica collaborativa. Ma diciamo che là ovviamente l'operatore è remotizzato ed è chiaramente, diciamo, ovviamente l'obiettivo è avere un comportamento autonomo, nel senso che vogliamo che il drone o il robot mobile, oppure noi abbiamo un progetto recente su una ibridazione del drone, cioè che possa poi scorrere con un cingolo, con delle ruote, oppure con un meccanismo di trazione sulle condotte, no? Bene, in quel caso ovviamente, se io penso a un comando aptico o comunque una tecnica di share control, è una collaborazione a tutti gli effetti. E l'ultima pillola che volevo condividere è in campo medico, in campo chirurgico. Io a Napoli dirigo il Centro Interdipartimentale di Ricerca sulla chirurgia robotica. Bene, in quel contesto anche abbiamo uno scenario interessante per la robotica collaborativa. Perché? Perché secondo la tassonomia dei livelli di autonomia dei sistemi robotici per la chirurgia, siamo ancora praticamente all'alba, all'infanzia, perché siamo ancora a livello 0. Il sistema Da Vinci, che è quello utilizzato normalmente, va a replicare i comandi del chirurgo dietro console. Un chirurgo stanco, oppure un chirurgo meno skilled, potrebbe avere un vantaggio dal robot remotizzato che suggerisce, diciamo, delle sequenze di moto. Per esempio, un'operazione è la sutura o l'anastomosi, che è molto delicata, deve essere fatta bene a conclusione dell'intervento chirurgico. Bene, in quel caso il robot può aiutare il chirurgo, quindi c'è una vera e propria simbiosi bionica tra operatori, chirurgo e robot,
in cui ovviamente c'è un mezzo di comunicazione. Attualmente, per esempio, noi stiamo studiando l'utilizzo di reti dedicate o della tecnologia 5G per il training dei chirurghi. Quindi, come dice, tutto questo fa capire che quello che è nato dalla metafora di tempi moderni di Charlie Chaplin, 1930, cioè il fatto, l'alienazione e il fatto che finalmente, grazie alla tecnologia, grazie alla meccatronica, il robot è stato utilizzato, diciamo, in coabitazione, quindi non dietro barriere, dietro confini, no? Con una sequenza spazio-temporale dinamica, no? In qualche modo guidata dall'uomo, quindi non guidata dalla sequenza della macchina. Questo ha ovviamente una valenza molto più ampia in diversi campi di applicazione. L'ultima cosa che volevo fare, sperando di non prendere troppo tempo, e questo abbiamo bisogno del contributo di persone come te, Riccardo, il fatto, la comunicazione. Io sto affrontando questo problema, lo vivo quotidianamente, perché secondo me noi probabilmente, ma questo è vero non solo in Italia, è vero anche in altri paesi europei e anche all'estero, non riusciamo a fare una comunicazione adeguata per far capire le potenzialità dei robot per cambiare la nostra società. Perché? Perché abbiamo sempre l'idea, i luoghi comuni, il technology unemployment e così via. Secondo me, ecco, insomma, ci vorrebbe anche una direttiva politica chiara nel comunicare le enormi potenzialità di questa tecnologia. E mi fermo. Grazie.